Temi delicati, spinosi, dovranno essere trattati da qui a qualche giorno da Aula Sollano. Nella seduta di dopodomani, oltre ai debiti fuori bilancio, quelli non mancano mai, il piatto forte sarà rappresentato dalla questione legata alla tassa sui rifiuti con annessa gestione. Insomma, arriva la Tari, sulla cui proposta di deliberazione il Consiglio Comunale di Agrigento sarà chiamato ad esprimersi entro fine mese e i tempi stretti non vengono particolarmente graditi dagli inquilini di Aula Sollano, a protestare soprattutto le opposizioni. Oggi fa sentire la sua voce il capogruppo di Sicilia Futura Nuccia Palermo. Solo 2 giorni a disposizione, denuncia, per valutare se gli aumenti riportati dall'amministrazione attiva all'interno del piano risultino congrui e giustificati, per decidere sulle tasche degli agrigentini già vessati da anni e anni a fronte di servizi scadenti e sensibilmente costosi. La Giunta Firetto, aggiunge ancora la Palermo, purtroppo ha dimenticato che l'Aula non è un organo ratificatore, ma l'organo sovrano con compito di indirizzo e di controllo sull'amministrazione attiva. Atti così importanti, che ormai per prassi vengono portati all'ultimo secondo, non solo non possono essere votati a scatola chiusa, ma rappresentano una grave rottura tra l'esecutivo e i rappresentanti della città. E ad aprile in Aula dovranno approdare poi i temi che ruotano attorno al piano regolatore generale, validità di strumenti urbanistici, procedure di revisione e possibili refluenze legali. Ecco le questioni che, per volontà della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, saranno al centro del tavolo per provare ad inquadrare l'obiettivo sotto un'unica visione. E si preannunciano giorni caldi in Aula, anche per l'ormai scontro frontale che sembra esserci tra il cartello di maggioranza e la minoranza, e, come se non bastasse, la coalizione che appoggia il sindaco Firetto da tempo è attraversata da frizioni per via di scelte autonome firmate Gruppo Di Mauriano.